Giustamente, amici miei, la legge di Murphy esiste ed è vera. Quando voglio presentare, tra virgolette, un prodotto, per quanto un prodotto non commerciale come il lingualombarda.eu, va tutto a ramengo. Il file si corrompe, perde l'audio. E non me ne sono accorto caricandolo. Vabbè, qualcuno ha visto una parte di video di quel che poi ho messo privato e si è goduto la parte finale. Quella la lascio intatta perché funziona tutto. Ma riparliamo un po' di questo sito che ho proposto. Questo sito si chiama lingualombarda.eu ed è il portale della lingua lombarda. L'ho voluto creare per dare un qualcosa di semplice che uno può trovare, clicca e scopre delle cose semplici, veritiere e utili sulla lingua lombarda. È un sito veramente semplice, nulla di esagerato, l'ho creato in qualche giorno nei fatti, poi mi sono preso un po' il mio tempo per dire magari faccio delle ricerche su alcune cose, su delle forme, chiedo magari consulto a qualche linguista su determinate scelte che ho fatto e poi ho anche fatto una piccola fase di diciamo design in cui ho chiesto alle persone come trovi il sito, secondo te i colori vanno bene, c'è qualcosa che cambieresti e ho fatto il lavoro necessario per renderlo un po' più bello, magari in futuro ci saranno dei miglioramenti, ma diciamo il contenuto è abbastanza fisso al giorno d'oggi, almeno la struttura. Se voi cercate lingualombarda.eu trovate questa home page, poi ci sono altre due pagine che sono le FAQ a cui si accede con scopri di più e che poi vedrete meglio dopo, dato che nel video originale le ho trattate. E comunque ci sono poi una pagina per sostenere e vediamo queste sezioni. Prima c'è una sezione che spiega cos'è la lingua lombarda in modo semplice. È una lingua gallo-italica parlata in Lombardia, Canton Ticino e parti di Piemonte Trentino. Si tratta degli effetti di una lingua di minoranza in base ai criteri stabiliti dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie ed è costituita da vari dialetti che, seppur nelle loro differenze, costituiscono un unico cluster linguistico. Questo è abbastanza palese, semplice, risponde a tutti quelli, ma cambia da paese a paese, gne. Tutte quelle cose che vengono ripetute a manetta in modo depensante che poi non, possono anche essere vere ma non hanno alcuna rilevanza col fatto. Le lingue cambiano da persona a persona. Ne parleremo meglio in un futuro video sulla diversità delle lingue che dovrebbe uscire i primi dell'anno prossimo. Viene spiegato poi il nostro progetto, che è un progetto di promozione della lingua lombarda in tutte le sue varianti, quindi non la pagina del milanese, del bergamasco, tutte le varianti, noi le accettiamo tutte. Se qualcuno fa un evento o un'associazione nel suo dialetto di 300 abitanti, noi la segniamo. E istituzioni indifferenti sulla grafia. E questo è importante perché, specie le associazioni panlombarde, spesso propongono anche una grafia e quindi vanno a favorire quella che è la loro grafia. Questo è comprensibile, ma non è quello che voglio io. Ragion per cui, tra l'altro, il sito in italiano non è una bellissima scelta, ma se io facessi il sito in lombardo dovrei scegliere una grafia, dovrei fare la NOL, dovrei fare la SL, dovrei poi scegliere magari un'ortografia fonetica, la classica. Meglio evitare. Condivide informazioni corrette sulla lingua, e sono corrette, come poi vi dirò anche nella parte successiva, ho chiesto a dei linguisti una revisione, favorisce il suo apprendimento e promuove eventi sul territorio che la riguardano. E poi si dice anche che il nostro sito risponde a un'esigenza estremamente importante, proporre informazioni scientificamente accurate in modo indipendente da ogni altra entità, offrendo un portale per chiunque desideri conoscere la nostra lingua. In particolare riteniamo importante l'uso di nuovi media come mezzo di aggregazione e diffusione. Quello che molti, tra virgolette, anziani non capiscono, quindi persone che non sono nate con i nuovi media o comunque non li hanno usati fin dai primi giorni della propria esistenza, ne parlerò meglio in un altro video che devo ancora fare, e che i nuovi media hanno cambiato completamente il prospetto delle nostre lingue. Prima erano un qualcosa di chiuso, tra virgolette, il mio paese, la mia valle, adesso sono qualcosa di aperto, io parlo con quello della provincia accanto e tutte queste cose qua. Non è un problema parlare un milanese o un bergamasco con i nuovi media, parlano e lo fanno, sono molto più esposti alle relative varietà. Ragion per cui è pieno di gente di 40-50 anni, io non capisco il bergamasco, io non capisco il milanese, e probabilmente mi chiedo quante volte l'hanno sentito e soprattutto quanto è sulla varietà linguistica la loro abilità. Capirebbero un testo milanese di 150 anni fa? 50 anni fa, ad esempio? Probabilmente no. Sono madrelingua, ma madrelingua estremamente poco competenti, che è quello che capita quando le lingue iniziano a morire. Ci sono poi documenti e collegamenti. Vediamo le associazioni. Ci sono 5 associazioni panlombarde, anzi una è nazionale addirittura, il CSPL, per quanto inattivo al momento.
le associazioni locali, che l'idea che crescano, io ho selezionato quelle che comunque conosco un po'. Ci sono poi dizionari e grammatiche, ci sono sia dei dizionari disponibili online, anche questi vogliamo aumentarli, dei documenti acquistabili in formato cartaceo, ci sono 3 grammatiche, di cui 2 locali e una generalista, e poi anche Asger Dolme Bergamaschi, il bellissimo vocabolario di Guerino Brozzoni, che ho anche avuto il piacere di co-presentare a Bergamo, e 3 corsi disponibili online. Vi sono poi dei gruppi social, in cui gruppi, canali, pagine, dove si può apprendere la lingua lombarda oppure praticarla. Vediamo ad esempio Lingua Lombarda Chat, che è su Telegram, c'è il gruppo Facebook per quel che parla Lombard, o anche Wiki Lombard, che è il gruppo dei wikimediani di lingua lombarda. Ci sono poi dei siti lombardofoni, che possono essere tutti in lingua lombarda, come Wikipedia o Lombardia in Que, o anche solo la riguardano, tipo i testi in lombardo su Wikisource, dei documenti sulla lingua e dei video lombardofoni. C'è il canale Parla Lombard, della Fa Lombard, e una playlist di video in lombardo che ho ospitato su questo canale. Infine c'è la sezione sui prossimi eventi. Come vedete c'è anche la visita guidata alla Certosa di Garegnano del 30 novembre, che ho il piacere di organizzare con Wikimedia Italia. Purtroppo i posti sono finiti, ma se qualcuno volesse venire a trovarci dalle 17 circa, quando inizia il laboratorio di scrittura, è il benvenuto. E ognuno ha link, come potete vedere adesso. Qua c'è il link, vedete, Wikipedia Raduni, visita in milanese alla Certosa di Milano. Poi c'è anche la presentazione di Asger Dolme Bergamasco, già citato. Poi Cicerem Muncicinin, che è un evento che verrà fatto alla biblioteca di Novate Milanese. Come vedete, una struttura molto semplice: titolo, descrizione breve dell'evento, luogo e link, e sotto un occhiello al prossimo evento, che potete vedere qua. Prima che venga noti, il concorso dell'antica credenza. Poi scorriamo, questo è l'ultimo evento, e quindi l'occhiello che viene proposto è quello che riguarda appunto il prossimo evento, il primo evento. Detto questo, adesso andiamo a vedere col video originale la sezione FAQ. Ma passiamo alle FAQ. Secondo me quella delle FAQ è una sezione molto importante, perché al giorno d'oggi c'è poca informazione puntuale. C'è Wikipedia, che ha delle informazioni buone e corrette, ma scritte un po' a caso, anche perché non è il compito di Wikipedia rispondere alle domande sulla lingua lombarda. Wikipedia deve avere una pagina enciclopedica sul lombardo. Poi c'è il mio articolo per i patrimoni linguistici, che è molto diretto al punto: la lingua lombarda esiste. E poi c'è il famoso articolo della Crusca, che tutti i vari glottofobini lì, con il mouse già pronto, copiano e incollano senza neanche leggerlo, senza neanche rendersi conto che la Crusca ha cambiato idea nel mezzo. Queste FAQ le ho scritte io, le ho fatte analizzare a un paio di linguisti che mi hanno detto sostanzialmente che sono corrette, mi hanno suggerito un paio di modifiche che ho implementato. Ovviamente sono farina del mio sacco, qualunque errore non è colpa di questi linguisti, che per questa ragione non nomino, ma è colpa mia. In ogni caso, vediamo cosa si dice, perché secondo me può essere anche utile. Magari se parlate con un'associazione locale, gli dite: guardate, vorrei che voi mandaste il vostro evento a questo sito. Vi dicono: però la lingua lombarda non esiste. Questo spiega tutto. E notare che lo fa in un'ottica di: la lingua lombarda esiste, punto, e vi spieghiamo perché, rispondiamo alle vostre domande. Si parte dal dove si parla la lingua, quindi in tutta la regione Lombardia, in quelle province piemontesi del Trentino, Grigioni, Ticino e comunità migranti, e si parla della divisione tradizionale, che è imperfetta, specie nelle regioni periferiche, ma ha buone basi di realtà. E si fa notare come la definizione dei confini, specie tra varietà gallo-italiche, è ancora in fase di studio. Ci sono i confini da definire sostanzialmente. Si risponde poi anche al famoso il lombardo celtico-germanico. Sul tema, tra l'altro, ci sarà un video che uscirà a dicembre. E si risponde chiaramente di no, perché il lombardo è una lingua romanza, ha qualche influenza celtica, qualche influenza germanica, qualche parola, cose del genere, ma non è il tedesco, non è il gallese, è lombardo, è una lingua romanza, tanto quanto è romanzo l'italiano, quanto è romanzo il francese. E poi si risponde anche a questa, che è una delle 2 macro domande: come si fa a parlare di lingua lombarda se ogni paese ha il suo dialetto? Io questo l'ho spiegato tante volte in altri video, basta che cercate Lingue d'Italia, lingua lombarda, o anche solo lingua lombarda, sono i primi video che escono, e vi viene detto che nessuna lingua naturale è priva di verità geografiche, e si analizza anche la storia di questi ragionamenti. Nell'Europa di solito la lingua era quella di corte o di cultura, e tutto il resto era dialetto, ma ci siamo resi conto che questo modello banalmente non funziona, non è un modello applicabile senza portarsi dietro un bagaglio antiscientifico e francamente classista. E poi viene anche fatta vedere come i dati dimostrano che la distanza dialettale tra varietà lombarde non è così grande, è una distanza paragonabile
a quella di altre lingue. E poi c'è anche appunto il caso dell'Accademia della Crusca, anche su questo uscirà un video, mi sembra i primi di gennaio, perdonate la programmazione poi anche a volte cambia, in cui si fa notare come l'Accademia della Crusca nei fatti abbia preso un granchio, o meglio abbia detto che l'unica possibile eccezione di lingue lombarde è l'insieme dei dialetti lombardi, che è proprio la definizione di lingua da manuale. E si fa notare poi anche il famoso, di cui avevo già parlato in altri video, cambio di posizioni sul fatto di riconoscere i dialetti come degni di essere considerati lingue minoritarie. Si passa poi anche a chiedersi: chi riconosce la lingua lombarda? E invece di dare una di quelle risposte da principio di autorità, lo fa l'ISO, lo fa l'UNESCO, per quanto sia importante che vengono citate, si fa notare come la linguistica italiana parli di dialetti lombardi da più di 150 anni. Semplicemente non parla di lingua lombarda perché la sua concezione di lingua è più teologica che linguistica. Come si scrive la lingua lombarda? Ecco qua, ovviamente, l'associazione media aveva messo: usate la nostra ultra nuova grafia 3000, con dal giorno d'oggi 5 accenti in più, 7 diacritici, 2 umlaut, e ci mettiamo anche 2 cedilli omaggio e un accec. Noi non ragioniamo così. Io uso una grafia, che è la NOL, ma per me non è una Bibbia. E la cosa che mi piace della NOL è che è un processo nei fatti, non è un prodotto fatto e finito, è un qualcosa che cambia, che viene analizzato in base a quello che la gente scrive, all'evoluzione della lingua e come noi capiamo la lingua. E quindi noi diciamo che non esiste ad oggi un'ortografia lombarda universalmente riconosciuta e accettata da tutti i parlanti, si parla di alcune proposte e si fa notare come per la quasi totalità della storia non siano esistite delle grafie macro-locali. Si parla delle grafie classiche, che potrebbero essere definite di compromesso tra italo-romanzo e gallo-romanzo, per quanto non è che sia la definizione precisa esatta, un giorno parliamo anche di quello, però è abbastanza corretta. E poi si fa notare come dal Risorgimento queste grafie sono scomparse e sono state sostituite da grafie fonetiche. Questo è importante perché, 1, queste grafie, come vedremo in altri video, sono completamente inadatte a scrivere il lombardo, e 2, perché mostrare queste grafie classiche spesso fa vedere alla gente come i dialetti non siano così diversi, perché sono molto più adatte a rappresentare la lingua, anche quando non provano a farlo. Un testo scritto dal Pietro Ruggeri in bergamasco classico è molto più simile al milanese, anche se il suo intento non era di scrivere il milanese, lui scriveva il bergamasco come va scritto il bergamasco. E siccome bergamasco e milanese sono gemelli, non omozigoti ma gemelli, nei fatti aveva quasi trovato la chiave. Poi si passa: il lombardo è una lingua minoritaria? Sì. E si fa notare non è riconosciuta dallo Stato italiano, ma ha tutte le caratteristiche previste dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie per essere considerata tale. Sul tema ho fatto un video per il 2 giugno, ve lo lascio in descrizione o nei commenti. Se mi dimentico fatemelo notare che sono svampito. E poi si passa a quella che è l'ultima domanda: ma tutelare la lingua lombarda, è la preoccupazione proprio delle associazioni, come vi dicevo, richiederebbe di eliminare i dialetti locali? No, perché non richiede che le varietà vengano sostituite da una nuova varietà, ma è ben possibile che alcune delle misure utili a salvare la lingua portino a una riduzione delle differenze tra i dialetti. Ma bisogna anche considerare una cosa: qual è l'alternativa? L'alternativa è che scompaiano e vengano appianati verso l'italiano. Se invece di avere un bergamasco purissimo, un milanese purissimo, avessimo un bergamasco che tende a un modello lombardo, un milanese che tende a un modello lombardo, un bresciano che tende a un modello lombardo, avremo comunque un milanese, un bergamasco, un bresciano. Se invece ne abbiamo tutti che parlano italiano, tutti questi dialetti sono allegramente morti. Detto questo, qua trovate alcuni modi di supportare il progetto, basta che andate in fondo, sostieni il nostro progetto. Ci sono anche dei suggerimenti su cose da fare. Questo progetto non ha grandi spese, ma ce li ha: il dominio, l'hosting e cose del genere. E anche la casella email di redirect. Non è tanta roba, ma se volete dare un piccolo supporto vi invito a farlo. I metodi sono comunque gli stessi che avete a disposizione qua su Lingue d'Italia. Io comunque vi dico anche, se volete veramente aiutarmi, fate girare la voce, fate girare questo video, inviate a persone che possono essere interessate il link a questo sito e a questo video. Magari invitate associazioni dialettali territoriali che conoscete a inviare i loro eventi al mio sito, così che io possa aggiungerli. Come ripeto, è gratuito, completamente gratuito. E parliamo del tema. Provate a tirare dentro persone, fategli vedere il sito, fategli vedere le FAQ, quali sono i vantaggi del parlare di lingua lombarda. E nulla. Io questa mattina ho inviato delle email a un po' a tutte le principali associazioni dialettali che conosco, invitandole ad aderire.
Il che l'adesione non vuol dire nulla, non vuol dire firmare manifesti, nulla, vuol dire semplicemente riconoscere che il sito esiste e inviarci le proprie notizie, diciamo. In ogni caso io vi ringrazio per la visione, vi invito, se volete fare un sito del genere per la vostra lingua, a contattarmi, posso darvi qualche suggerimento, qualche aiuto. E in tutto ciò vi ringrazio ancora per la visione, vi invito a mettere un mi piace, se volete supportare questo progetto in descrizione trovate i modi per farlo, iscrivetevi al canale e buona continuazione.